E siamo qui con Paolo Germanetto, coordinatore della nazionale italiana. Chiediamo a lui un piccolo riassunto sulla manifestazione dei campionati italiani giovanili di corsa in montagna in quel di Civezzano, in Trentino. Sicuramente un successo perché oltre 500 partecipanti sono numeri importanti, sono segno di un movimento vivo, belle gare con atleti sicuramente interessanti, alcuni dei quali ritroveremo ad Arco a fine giugno con la maglia della nazionale per l'incontro internazionale del VMRA Youth Cup a cui hanno già aderito 16 nazioni, quindi un altro appuntamento con il Trentino al centro. Sarà anche l'occasione per rivedere i migliori cadetti per il Trofeo delle Regioni. Su Civezzano sicuramente un grande successo organizzativo, un grazie all'impegno di tutta la comunità di Civezzano, dalle società, dal 5 Stelle, dall'Atletica Trento, da tutta la comunità di Civezzano, un grazie soprattutto ad Antonio Molinari perché è un grande campione che ha messo il suo entusiasmo e la sua passione per accogliere là dove ha costruito i suoi successi più belli il futuro della corsa in montagna. Questo sia, penso, il riassunto migliore, la sintesi migliore di quella che è stata una grande giornata con tanti talenti e tanta gente, tanti ragazzi che hanno voluto onorare fino in fondo questo campionato italiano.